bisogna capire in che platea stiamo parlando. Il Veneto ha una platea di vaccinati di più del 93%, per cui ha ragione Zaia quando dice non ci sono pericoli imminenti. È vero che però l'Italia è grande, è molto lunga e non è che siamo tutti in questa presenza, perché quando fai una legge dello Stato pensi a tutta l'Italia. Insomma, penso che se si parlano poi troveremo una soluzione per il bene appunto dei bambini e delle famiglie. Mentre la Giunta del Veneto sospende il decreto sulla moratoria che ferma per 2 anni le norme sui vaccini, il sindaco Luigi Brugnaro interviene sulla questione, evidenziando come in questi giorni si stia facendo molto caos. Credo che la cosa più importante sia che decidano di dare una comunicazione chiara alle famiglie. Fra una settimana iniziano le scuole, per cui insomma noi siamo per la mediazione, trovasse una soluzione il più semplice possibile. Io e i miei figli, ne ho 5, li ho vaccinati tutti, insomma, evidentemente. Moratoria o no, Brugnaro è certo, il Comune di Venezia sta dalla parte della legge. Noi rispetteremo la legge e faremo di tutto perché lo facciano tutti, insomma, io sono per la mediazione, credo che gli scontri così insomma, non servono a niente, mi sembra che ci sia anche molta speculazione giornalistica su questo, perché credo che non faccia bene, ripeto, alla chiarezza delle cose e alla tranquillità di tutti.